Il presidente della regione Renato Schifani ha firmato ieri pomeriggio il decreto di nomina dei 12 nuovi assessori. Crolla il veto di assegnare la carica a deputati eletti, vince la linea di Fratelli d'Italia Nazionale. Così entrano in giunta Scarpinato e Pagana, restano fuori Savarino e Assenza. Elvira Amata, deputato regionale per la seconda volta con la benedizione del listino presidenziale, varca la soglia della stanza di Renato Schifani. Lei è la messaggera di Francesco Lollobrigida, ministro della sovranità alimentare e cognato di Giorgia Meloni. Il presidente della regione di centrodestra intesta un elenco, contiene prevalentemente i nomi dei deputati regionali che potrebbero diventare assessori. Votatissimo al Consiglio Comunale di Palermo e terzo classificato nella corsa all'ARS delle regionali. Scarpinato ha uno sponsor di peso, l'ex assessore al turismo Maglio Messina e appunto Lollobrigida. Amata comunica ufficialmente che i vertici di Fratelli d'Italia non sono d'accordo con la visione di Schifani. Il presidente della regione salta la regola che era servita a cucire le bocche degli alleati che reclamavano ciascuno nuovi esponenti politici in giunta. Con la scelta di Scarpinato cade la prima testa, quella di Giorgio Assenza. Nel giro di 2 ore i telefoni di Fratelli d'Italia esplodono e cade anche la seconda testa, la fedelissima di Nello Musumeci, Giusy Savarino. Deve fare posto Elena Pagana, ex deputata regionale non eletta nel collegio di Enne, moglie di Ruggero Razza. E se il partito di Giorgia Meloni è spaccato in Sicilia, anche in Forza Italia avviene uno scisma e la nascita di 2 gruppi distinti all'Arso, uno con 5 deputati, che fa capo a Gianfranco Micichè, e un secondo gruppo con 8 deputati, in cui si è scritto anche Schifani, e che vede come capogruppo Pellegrino. I rapporti mai idilliaci tra Schifani e Micichè si sono incrinati durante il confronto per la composizione della giunta. La scorsa settimana il commissario del partito azzurro, nel giorno dell'insediamento all'Ars e dell'elezione del nuovo presidente Gaetano Galvagno di Fratelli d'Italia, aveva detto chiaramente di considerarsi fuori dalla maggioranza.